innanzitutto abbiamo una regione attenta che ritiene che la formazione degli operatori di polizia locale, degli amministratori, dei dirigenti, dei funzionari dipendenti della pubblica amministrazione, degli enti locali sia un fatto importante. Guardate che questa non è una cosa scontata in un momento di grande fatica in cui la necessità di operare fa arretrare l'idea di formarsi e fermarsi a riflettere su che cosa bisogna sapere per operare al meglio. E io credo che su questo ci sia stata una grande lungimiranza, una grande disponibilità che noi nel percorso che stiamo mettendo in campo insieme alle altre regioni vogliamo portare come esempio. Le regioni hanno un compito straordinario che è quello di fare delle leggi, e qui ce n'è una recente importante sul tema dell'infiltrazione mafiosa, sul tema della sicurezza, ma hanno anche il compito di essere vicino al sistema degli enti locali che sono i presidi di democrazia e di legalità più prossimi ai cittadini. E in questo contesto è evidente che gli operatori di polizia locale e i dipendenti pubblici e gli amministratori sono le persone che in qualche modo più vicine ai cittadini rappresentano la democrazia, ma sono anche i primi terminali, le prime sentinelle di un percorso anche di ripensamento e di rivalutazione di quelli che sono i contesti in cui noi operiamo e in cui noi viviamo. Abbiamo un problema importante, qual è quello dell'infiltrazione mafiosa, che esiste qui in Veneto, come esiste in Piemonte, come esiste in tutta Italia, che va compreso e va declinato, non guardandolo in maniera alternativa o distinta rispetto al tema della sicurezza. Perché molte volte la presenza delle mafie allontana alcuni fenomeni di microcriminalità che producono maggior disagio e maggior preoccupazione da parte dei cittadini. Noi abbiamo la necessità di saper leggere entrambi i fenomeni e dare strumenti a chi è per le strade, a chi ha una responsabilità sulla comunità, a chi assume degli atti gestendo il denaro pubblico e gestendo il territorio, per poter operare al meglio. Noi pensiamo che questo percorso formativo, e lo ha già detto bene l'assessore, sia un percorso che in qualche modo parte dalla buona politica e dalla buona amministrazione che esiste in Italia. Noi dobbiamo raccontare delle cose che si possono fare, farle vedere, far parlare persone che quotidianamente si occupano di questi temi, in maniera che in qualche modo attraverso la pratica e la conoscenza diretta ci sia la percezione che un cambiamento è possibile e che alcune cose possono essere fatte, che alcuni salti di qualità si possono ottenere. Ed è evidente quindi che tutto l'impianto formativo che abbiamo messo in campo ha questo obiettivo, di ricostruire una filiera che da livello regionale intercetti gli amministratori, che sono, io credo, una risorsa importante. Di buona politica in Italia ce n'è tanta, attraverso tutti gli schieramenti. Noi dobbiamo dargli voce perché ogni qualvolta le istituzioni vengono colpite e abbattute, cala la possibilità di andare a contrastare le infiltrazioni mafiose, perché le mafie in questi territori operano cercando consenso e cercando in qualche modo di costruire delle relazioni con chi ha responsabilità amministrative. E in seconda battuta noi abbiamo bisogno di far sì che i nostri dipendenti, i nostri operatori di polizia locale siano in condizione di affrontare queste tematiche in maniera moderna e non stereotipata, con gli strumenti che in qualche modo, da un punto di vista legislativo, ma anche da un punto di vista della pratica, si possono mettere in campo per operare al meglio. Io mi auguro che nei vari appuntamenti, è un cammino che durerà per lungo tempo, avremo modo di rincontrarci, ci sia la disponibilità da parte del personale dipendente e degli amministratori di cogliere questa come occasione per formarsi, ma anche per rafforzarsi nell'impegno. Noi dobbiamo cogliere anche questi momenti come occasioni per provare a ricostruire una comunità di rappresentanti delle istituzioni che considerano questi temi come temi di straordinaria attualità. La questione della sicurezza è fondamentale perché è un indice di qualità della vita, è un indice di benessere e fa stare meglio le nostre comunità locali. Ma le infiltrazioni mafiose sono un tema di straordinaria centralità da un punto di vista economico. Se noi pensiamo a quanto discutiamo per pochi miliardi di euro per far quadrare i conti dello Stato e lasciamo decine di miliardi di euro all'illegalità e all'infiltrazione mafiosa. Questa è una responsabilità che chiunque giura sulla Costituzione, chiunque assolve la propria funzione di dipendente pubblico deve avere su di sé. Allora, grazie per chi ha dato la propria disponibilità questa mattina e grazie soprattutto a tutti coloro i quali raccoglieranno questa sfida, che è una sfida di conoscenza, di impegno, ma anche una sfida di democrazia. Grazie e buona giornata.